Hanno tentato tutto il possibile i medici del pronto soccorso dell'ospedale di Padova, ma per Gemma Gugiaro, 71 anni, residente in città, non c'è stato nulla da fare. Erano le 5:50 all'alba di lunedì quando la donna di buon'ora è uscita di casa. Ed è proprio da qui, da questo attraversamento pedonale, che la signora stava tentando di attraversare la strada. È un quartiere popoloso quello di Santa Croce, porta sud-ovest d'ingresso al centro città. Gemma Agugiaro, che si muoveva con il deambulatore, stava attraversando qui in via Costa, all'altezza di via Buzzaccarini, quando dal Bassanello, direzione centro, è arrivato un SUV condotto da un uomo di 83 anni, anche lui padovano. Terribile l'impatto. L'uomo si è fermato e ha prestato i primi soccorsi. Il personale del SUEM, arrivato sul posto, ha subito capito che le condizioni della donna erano disperate. Il SUV, una Land Rover Evoque, è stato sottoposto a sequestro. L'esatta ricostruzione di quanto accaduto è affidata agli agenti della polizia locale. L'anziano è risultato negativo all'alcol test.